Benvenuti telespettatori appassionati di volley a una nuova puntata di Sottorete. Quest'oggi sono sola in studio perché ci sono molte notizie e allora cominciamo subito con quella che è stata un po' la notizia bomba della scorsa settimana, ovvero l'organizzazione da parte del Volley Talmassons della finale di Coppa Italia di B2 femminile. La CDA Talmassons, squadra che milita nel campionato, qualificata alla finale, alla Final Four, giocherà in casa grazie all'interessamento della società ovviamente e del sindaco Piero Mauro Zanin, che si è messo subito in moto una volta avuta la conferma della partecipazione alla finale della squadra del suo paese ed è riuscito a coinvolgere anche i comuni di Latisana e di Lignano per l'organizzazione di questo evento, un evento che da tantissimi anni possiamo dire che per questo evento è la prima volta nella nostra regione e quindi annotatevi subito le date. Le gare si svolgeranno a Latisana il 3 e il 4 di aprile, non c'è neanche bisogno di dirlo, aspettiamo un grande pubblico per sostenere la squadra della nostra regione. FVG Sport Channel con la sua diretta streaming darà in diretta le immagini di tutto l'evento, ma andiamo a sentire le parole dei protagonisti raccolte da Francesco Tonizzo. È una grossa soddisfazione per Talmassons organizzare questa Final Four, ci tenevo tanto. A un certo punto avevo anche deciso di abbandonare l'idea perché non stavo trovando le risorse economiche, perché ho un impegno non da poco, però è una cosa voluta fortemente anche dal sindaco che mi ha dato una mano e coinvolgendo i comuni di Latisana e di Lignano, per cui è tutto bene, diciamo, è la dimostrazione di quanto al di là delle risorse economiche trovi la sensibilità delle persone che credono in quello che fai, si riesce a fare qualsiasi cosa. Abbiamo una buona squadra, diciamo, certamente come dicevamo anche prima ci sono almeno 3-4 squadre che hanno un organico molto più forte del nostro. Diciamo che siamo stata la squadra più regolare, diciamo che siamo quelli che forse siamo più squadre, diciamo che Talmassons forse si respira e si lavora con più serenità e questo sicuramente giova evidentemente alla squadra e siamo primi in classifica, viviamo la giornata. Vedremo, non voglio fare nessun tipo di previsione per il futuro. La Coppa, diciamo, parlavamo prima del sindaco di Talmassons che ha coinvolto i comuni di Lignano perché sicuramente sarà un'occasione per promuovere una delle mete più gettonate della nostra regione. Difatti le squadre, la sede della manifestazione sarà a Lignano, le squadre sorgineranno a Lignano e poi così abbiamo pensato di scegliere come impianto per le partite il palazzetto di Latisana, un bellissimo impianto che così ci riporta un po' indietro nel tempo e ci fa ricordare quando Latisana aveva una Serie A, che è stata l'unica volta che in Friuli c'era una Serie A femminile. Quando abbiamo visto che la nostra squadra è riuscita ad arrivare alle finali insieme al presidente De Paoli ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto ma perché non proviamo a portare per la prima volta le finali di Coppa Italia di B2 in Friuli. Penso che questo sia un approdo giusto per la nostra squadra, per la passione che c'è intorno a queste ragazze, per la comunità che le segue con grande attenzione, con grande trasporto, per i risultati che loro stanno ottenendo, sono prime nel loro campionato quest'anno, quindi può darsi anche che ci diano ulteriore soddisfazione. Quindi insomma abbiamo unito tutte queste possibilità. Poi siccome io sono il sindaco di un piccolo comune come quello di Talmassons, ma che ha grande cuore, ho avuto anche il piacere di coinvolgere degli amici prima di tutto, quindi sia il comune di Lignano nella persona del sindaco Fanotto e dell'assessore Brini e poi anche il comune di Latisana, e ringrazio il sindaco Benigno e l'assessore Milo Geremia perché come sapete l'accoglienza sarà fatta a Lignano, che diventerà anche una vetrina per le altre squadre che parteciperanno, e andremo a giocare a Latisana anche in ricordo del fatto che Latisana alcuni anni fa militava in Serie A di volley. Quindi insomma abbiamo unito in maniera spontanea, voglio dire, tantissime peculiarità di questa iniziativa, quella sportiva con la CDA Talmassons, quella turistica con Lignano e anche quella, voglio dire, di una città come Latisana che si è sempre dimostrata accogliente rispetto al territorio. Ecco, mi sembra una bella esperienza e penso che questo sia un esempio di come possa funzionare il rapporto pubblico-privato tra un associazionismo che è la società Volley Talmassons, fatta di volontari e che è un grande passione, che ha
è riuscita a ottenere questi risultati che sono voglio dire molto importanti per una piccola realtà come quella di Talmassons, con l'amministrazione comunale che appunto è a fianco e sostiene non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista morale, etico, proprio un'esperienza che come dicevo ricade anche sui nostri ragazzi, perché il volley fa giocare a pallavolo le ragazze, le bambine, i bambini del nostro comune, più di 120 gravitano intorno a questa realtà, e anche l'aspetto degli sponsor importanti. La CDA è una realtà importante di Flumignano, di Talmassons dal punto di vista imprenditoriale. Ecco, mi sembra che una ottima sintesi di collaborazione del territorio per favorire dei valori morali come quelli dello sport e anche della convivenza e della capacità di stare insieme. Sicuramente stiamo pensando a come valorizzare questa capacità, a valorizzare l'esperienza delle nostre ragazze, del coach, voglio ricordare anche Stefano Castagnaro, insomma, ecco, voglio dire, ecco, grandissima soddisfazione, quindi gli abbiamo dato qualche obiettivo, e se poi l'obiettivo arriverà sapremo anche, ecco, ricompensare tutte le persone che sono state vicine a questo grandissimo progetto che vede il volley Talmassons ai vertici della pallavolo regionale. Per noi sicuramente è un evento che porta una visibilità aziendale importante come sponsor, ma tutto questo non può che renderci felici sotto un aspetto di che tipo? Riuscire a creare per noi delle sinergie e una rete come in questo caso tra attori come il Comune per merito del sindaco Piero Mauro e il presidente Gianni De Paoli. Tutto questo significa riuscire a creare una rete che permetta di creare valore condiviso, che secondo me questo è un valore aggiunto sia per il territorio e può essere di buon auspicio anche per altre società. La pallavolo è uno sport che mi piace, oltretutto la mia collega di lavoro è allenatrice, per cui volente o nolente vado anche a seguire un po' il lavoro di questa socia, e lei allena i giovanissimi ed è uno sport che veramente entusiasma, perché si vede la tonicità degli atleti e anche una certa reattività dell'incontro. A Lignano Sabbiadoro crediamo molto nella sinergia col territorio, e quando ero stato eletto nuovamente come assessore al turismo, la prima cosa è stata quella di contattare gli assessori al turismo anche di tutto il territorio circostante, perché siamo convinti che il turista non voglia più solo il mare, il sole, la spiaggia, ma voglia anche vedere le bellezze, assaggiare le varie specialità che sono nel nostro territorio, e che sono molte. Il movimento esprime, come ha già espresso in passato, vertici importanti. Siamo una provincia estremamente sportiva, in tutte le discipline ci sono dei picchi. Nella pallavolo noi aspettiamo sempre questa Serie A che non arriva, ci piacerebbe tanto, forse il momento economico non è il migliore, però abbiamo dirigenti che veramente ci danno l'anima, ce la mettono tutta, e questo per noi è motivo sicuramente d'orgoglio. Direi che Gianni De Paoli ha dei sostegni importanti con degli sponsor della sua zona che mi sembra lo abbiano sempre supportato, ha una società che lavora molto bene nel settore giovanile e quindi un buon esempio da seguire. Devo dire che viene seguito da altri, e questo per noi è molto importante. Il movimento giovanile che sta alla base di questi picchi è importante, il nostro futuro, ed è dove noi vogliamo lavorare in modo particolare. Questi sono momenti rilevanti, importanti per creare memoria sportiva, e questo vuol dire dare la mossa giusta anche in un momento economico, come dicevamo prima, così complicato e così difficile, per stimolare i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze a diventare bravi atleti e, perché no, bravi cittadini. Il palazzetto di Latisana deve essere pieno. Questo è un messaggio che deve passare in modo chiaro, trasparente, perché noi siamo un movimento straordinario e queste sono le occasioni nelle quali dobbiamo dimostrarlo. In bocca al lupo a tutte le squadre che parteciperanno, a tutte e 4 le squadre, ma chiaramente auspichiamo che qualcosa resti nella nostra provincia. Per la società che lo organizza è un onere non indifferente, è un onore per tutta la regione, perché aver portato nella nostra regione una finale nazionale è comunque un grossissimo successo, che lo ripeto sempre, quando parlo in giro nelle consulte nazionali, quando parlo di
ci chiedono sempre: organizzate qualcosa in regione, perché sono sicuri che da noi va tutto bene. Inviteremo tutti quanti a fare il tifo per la nostra squadra regionale, perché insomma una manifestazione del genere appunto non la vedremo tanto facilmente, e quindi è giusto che veniamo tutti quanti a sostenere la nostra squadra. Rientriamo in studio per continuare a parlare di B2 femminile con la CDA Talmassons, ancora CDA Talmassons che è sempre più sola in vetta. È prima nel girone D a 7 lunghezze dalla seconda, che è un'altra regionale, la Libertas Trieste. Il Frate, secondo in classifica, si è lasciato scavalcare appunto anche dalla Libertas Trieste, da 3 giornate un po' in caduta libera, e veramente per la CDA Talmassons si apre uno scenario impensabile all'inizio del campionato. Lo ricordo ancora, arrivare prime significa promozione diretta, e quindi complimenti alle ragazze di Castegnaro e naturalmente facciamo tutti il tifo per voi. E diamo un'occhiata anche che cosa è successo sugli altri campi, con la San Giorgina che perde in piena emergenza di giocatrici, moltissime le infortunate, perde ancora e deve davvero guardarsi le spalle per non entrare nella zona rossa. Chi nella zona rossa c'è già, e già da un po' di tempo purtroppo, è la Friultex Chions, che perde anche contro l'Argentario Trento per 2-3 in uno scontro salvezza, e ora deve davvero stringere i denti per recuperare la situazione. E parliamo anche di B2 maschile, con un altro scontro fondamentale per la salvezza. La Piera Martellozzo lo ha vinto in casa per 3-0 contro l'Olimpia Zanè Vicenza. La zona blu, quella che porterebbe in salvo i ragazzi di Saraceni, è ormai a solo un punto. Per le altre regionali, lo Sloga Trieste e l'Olimpia Gorizia, la situazione è molto più tranquilla. Segnaliamo che l'Olimpia Gorizia è tornata alla vittoria dopo 3 turni, 3 passaggi a vuoto, e quindi complimenti ai ragazzi dell'Olimpia Gorizia. Rimaniamo sempre in campo maschile con la B1 maschile, con la nostra unica portacolori nel girone B, ovvero la Vitteria 2000 Prata. È un po' la notizia che la Vitteria 2000 Prata ha perso l'imbattibilità in casa. C'è stato anche un piccolo fuori programma, perché i piccoli tifosi della Vitteria 2000 a un certo punto hanno spento la luce nel palazzetto, e questo potrebbe anche costare una multa alla società di Prata, ma naturalmente speriamo di no. Il pubblico molto numeroso come al solito, però non è bastato a Maniero e compagni per avere la meglio su una guerritissima Fanton Modena. Niente paura però, perché gli altri scontri diretti che si sono giocati in questa giornata permettono alla Vitteria 2000 Prata di mantenere il terzo posto, attendendo il big match tra 2 settimane contro il Carpi, che si svolgerà ancora in casa, e quindi in quella giornata ci sarà davvero bisogno di tutto il pubblico delle grandi occasioni del Palaprata. Comunque complimenti alla società di Prata, che sta disputando un campionato davvero al di sopra di qualsiasi pronostico si potesse fare all'inizio della stagione. E è proprio tutto per la prima parte di Sottorete, ci rivediamo dopo la pubblicità. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi, oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso, lo trovi a Povoletto, e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto.
Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità, nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Riprendiamo con la seconda parte di Sottorete, poi abbiamo ancora dei contributi filmati dai campi per parlare di B1 femminile, nutrita come sapete la rappresentanza regionale in questa categoria, e partiamo con l'Atomat che perde ma con onore in casa contro la terza della classe, la Millennium Brescia, un match all'ultimo sangue davvero, vietato ai deboli di cuore, che le ragazze di Mauro Relato hanno cercato in tutti i modi di conquistare. La maggiore esperienza di Brescia si è fatta sentire nell'ultimo set, comunque si conferma il trend positivo dell'Atomat Udine, che dopo aver messo in difficoltà una corazzata come la Domovip Porcia ha davvero messo i bastoni tra le ruote anche alla squadra di Brescia.
Il Cittafiera Martignacco, l'Itas Cittafiera Martignacco perde fuori casa per 3-0 contro la Sportiva Brescia. Si sono un po' avverati i pronostici di Jacopo Cuttini, che aveva detto attenzione, questa è una squadra che è cresciuta tanto, e infatti è stato così. Le ragazze di Jacopo Cuttini hanno lottato in ogni set ma non sono riuscite a strapparne nemmeno uno alla squadra allenata dall'unica allenatrice donna del girone. Comunque saranno pronte le ragazze del presidente Ceccarelli ad affrontare domenica prossima una squadra, le Ali Padova, che è in netta ripresa. L'affronteranno in casa domenica alle ore 17 e tutti i tifosi sono naturalmente invitati a partecipare, a dare il proprio sostegno a Caravello e compagne. Concludiamo con la Domovip Porcia, che vince per 3-0 contro il Bassano delle Gemelle Fucca. Un risultato secondo pronostico, naturalmente, visto che la squadra di Bassano è terzultima. È stata l'occasione per Mauro Rossato di mescolare un po' le carte, di far giocare chi non aveva avuto molto spazio in campo, con un'ottima palleggiatrice, Baruffi, che si è dimostrata pronta alla chiamata del coach. Allora andiamo a vedere le interviste del dopo partita realizzate da Matteo Franco. Fine partita Domovip Bassano, abbiamo alla mia destra un grandissimo Atanas Malinov, una leggenda vivente per quanto riguarda la pallavolo. Il curriculum vede svariati scudetti, Coppe Campioni, Coppa Italia, adesso allena Bassano, che è diventata sotto la sua guida una delle migliori fucine di talenti a livello giovanile. Come ha visto questa sera la sua squadra, coach? Ma è stata una partita molto strana perché di tutte e due parti erano qualità diverse. Io sono con una squadra, senza trovare scuse, molto giovane, under 16, e anche l'anno prossimo sono under 16, quindi di pretendere tanto ancora non riescono, perché pallavolo è mentale, pallavolo è di testa e ancora non riescono a fare certe cose. Però 2 set abbiamo giocato, poi il terzo set sono mulati, è finita così. Però dall'altra parte c'è una qualità di esperienza, di gente dove hanno giocato tanto, e quindi si vede molto chiaro. Quindi se dobbiamo analizzare questa partita c'è 2 modi di analizzare. Bassano, che l'anno scorso si è salvato proprio a cospetto della Domovip, salvandosi proprio all'ultima partita. Avete fatto una grande impresa anche l'anno scorso. Quest'anno, pur alla luce di qualche difficoltà, siete ancora in gioco per salvarvi sul campo. Sì, ma l'anno scorso ci sono state gente, dopo un lavoro di 3 anni, dove sono andati già tutti in nazionale, e adesso siamo tornati indietro e abbiamo caricato le batterie con altri talenti, dove ancora è presto di pretendere e di poter crescere, perché B1 è un campionato di terza categoria, dove è già molto professionale, gente molto esperta, gente molto brava tecnicamente e tatticamente. È proprio difficile per i miei ragazzi. Ma non è una scusa questo, dobbiamo andare su questa strada di migliorare, di crescere e diventare giocatrici se devono diventare. Io le auguro tutte le migliori fortune per il proseguo della stagione e per gli anni che verranno. È stato un onore parlare con lei e in bocca al lupo di tutto. Grazie, grazie anche a voi. Abbiamo Francesca Kirwan, inizialmente non schierata nel sestetto titolare, però da quando è entrata in campo ha subito fatto valere la sua verve, ha voluto dimostrare che il periodo un po' opaco è alle spalle, giusto Francesca? Sì dai, speriamo, bisogna sempre stare attenti in partite così, perché anche con squadre in bassa classifica si rischia di perdere punti qua e là, quindi siamo soddisfatti del 3-0 e speriamo adesso che martedì contro Sandonà vada allo stesso modo, insomma. Come spieghi la tua fase un po' così dopo la partita con Padova? Hai giocato un po' poco nelle ultime apparizioni. No, sicuramente c'è stato un calo fisico ed è normale che ci sia, e poi abbiamo la fortuna comunque di avere una squadra di 12 titolari che possono giocare quando magari una ha un calo. E no, comunque adesso sto bene, ho recuperato, poi adesso è l'ultima fase del campionato, quindi bisogna essere al top e speriamo di dare il meglio appunto nelle prossime partite. Tu ti farai sicuramente trovare pronta, noi ti ringraziamo e ti facciamo andare a fare la doccia, perché domani è già vigilia per una prossima grande partita. Grazie mille, ciao.
E rientriamo in studio per un commento a questo girone B della B1 femminile, perché la Domovi Porci è attualmente quarta, ma ancora tantissime frecce al suo arco, perché la prossima settimana andrà a giocare contro l'Ata Trento, squadra in netta ripresa. Sarà un ottimo banco di prova per le ragazze di Mauro Rossato, e poi nelle ultime giornate si giocherà davvero tutto, con degli scontri diretti contro Coveme, Isuzu e Montale proprio all'ultima giornata, quindi un campionato ancora molto aperto e interessantissimo. È proprio tutto per questa puntata di Sottorete, nella quale ci siamo dedicati un po' a fare il punto della situazione nei vari campionati nazionali. Prima di lanciare una clip con il meglio delle azioni di queste giornate, vi ricordo che nel fine settimana si giocheranno due interessanti match che riguardano la B2 femminile con la CDA Talmassons, che si sconterà contro il Giorgione Treviso, e l'Itas Cittafiera Martignacco, che è sempre in casa, se la vedrà con le Ali Padova. Rimanete aggiornati sulla programmazione consultando il sito www.fvgsportchannel.com. E ora è davvero tutto, vi lasciamo questa clip con le migliori azioni di queste settimane. Grazie a Francesco Zilli per il montaggio. Ci rivediamo alla prossima settimana, sempre a Sottorete. È entrata la bambina. È entrata la bimba. Agguerritissima. Guardatela. Batte meglio di... Ha fatto ace. Incredibile.